questi titoli, buonasera, ancora buona domenica dal telegiornale del Veneto. La storia di Michelangelo, un bambino che è nato con una grave malformazione ai reni, ha bisogno di un trapianto possibile solo in California. Mamma e papà hanno deciso di vendere tutto, lasciare Erbezzo sui Monti Lessini veronesi e trasferirsi negli Stati Uniti, ma i soldi che sono riusciti a mettere via non sono ancora sufficienti. Vediamo. Michelangelo adora i videogiochi, è un bambino di 9 anni, la sua vita purtroppo è stata travagliata da più di 30 interventi, ha una malattia rara che l'ha portato all'insufficienza renale e già alla giovane età di 1 anno e mezzo ha fatto il primo trapianto di rene. Michelangelo è in rigetto da 5 anni ormai e adesso ogni giorno purtroppo è buono, potrebbe perdere il rene oggi, domani, non si sa. Una malattia scoperta quando Michelangelo era ancora in pancia alla sua mamma, operato più volte prima di nascere, il trapianto di reni ad 1 anno e mezzo, poi il rigetto, corse continue in ospedale. È seguito in ospedale ormai da 9 anni tramite l'ospedale di Padova che ci ha fatto un ottimo lavoro, ci ha aiutato tantissimo anche perché se non ci fossero stati loro Michelangelo non sarebbe qui. Durante un viaggio negli Stati Uniti abbiamo capito e visto e toccato che le realtà, le regole sono diverse. Qui bisogna che faccia un minimo 1 anno e mezzo di dialisi per poter fare un secondo trapianto. Negli Stati Uniti si può evitargli la dialisi se noi genitori possiamo donargli un rene, gli possiamo risparmiare questa sofferenza. Un'operazione possibile solo negli Stati Uniti, ma lì gli ospedali sono molto cari. Abbiamo deciso di trasferirci in California, abbiamo venduto tutto quello che avevamo e la spesa prevista per il trapianto è stata stimata intorno ai $500.000. Purtroppo non ce li abbiamo tutti. È stato creato un comitato per la solidarietà nei confronti della mia famiglia, il coraggio della famiglia chiamato, che ci sta aiutando. Chiediamo se ci potete dare un aiuto per dare una nuova possibilità alla mia famiglia e a mio figlio di vivere nuovamente bene.